Oggi preparo con voi la granita al limone, la ricetta più amata dai siciliani in estate, semplicissima, lo vedete, solo 3 ingredienti: limoni che devono essere privi di trattamenti, quindi biologici, zucchero e acqua. Vi mostrerò il procedimento più antico, quello delle nostre nonne, tutti voi potrete replicarlo a casa e quindi iniziamo subito. La prima cosa da fare è munirsi di una ciotola capiente e versare all'interno 1 litro d'acqua. Per 1 litro d'acqua utilizzerò 4 limoni perché non sono tutti molto grandi, se sono grandi potrebbero bastarne anche 3. Li taglio a pezzetti, non c'è bisogno di essere precisi. Ovviamente i limoni vanno lavati molto bene sotto acqua corrente, è meglio anche asciugarli con un panno per togliere tutte le impurità presenti nella buccia. Adesso, come avrete immaginato, tuffiamo i limoni in acqua, quindi non andiamo a ricavare il succo come si fa di solito con uno spremiagrumi, ma saremo noi a lavorare insieme allo zucchero, 250 grammi. Andremo a spremere ogni pezzo di limone così da catturare non solo tutto il succo ma anche gli aromi e i profumi contenuti nella buccia. Lasceremo i limoni a macerare per qualche ora, possiamo fare questo lavoro anche al mattino e poi proseguire la sera filtrando il nostro liquido. Lavorando in questo modo facciamo anche sì che lo zucchero si possa sciogliere perfettamente. Per un risultato ottimale lasciamo quindi i nostri limoni a macerare per qualche ora, quindi non dobbiamo fare altro che coprire la ciotola e attendere un po'. Sono trascorse 5 ore e posso continuare con la preparazione della mia granita. Do un'ultima spremuta ai limoni, li strizzo e comincio a toglierli dall'acqua che nel frattempo è già diventata molto profumata. E non mi resta che filtrare il succo utilizzando un colino a maglia molto stretta per eliminare ogni tipo di impurità. A questo punto, se possedete una gelatiera, non dovrete aspettare molto prima di gustare la vostra granita, potete utilizzare questo liquido e in pochi minuti il tutto sarà pronto. Ma visto che di sicuro le nostre nonne non avevano in casa una gelatiera, faccio anch'io alla vecchia maniera, quindi chiudo questo contenitore, lo sposto in freezer dove lo lascerò tutta la notte. Domani la granita si sarà ben congelata e potrà essere lavorata per diventare fine e setosa, così come si usa gustare in Sicilia. Nel frattempo ne approfitto per ricordarvi che trovate le dosi di questa ricetta nell'articolo che vi linko insieme al video e vi ricordo anche di condividere questo video per aiutarci a diffondere le ricette della tradizione. Eccoci un giorno dopo per terminare la preparazione della granita. Ovviamente è un unico blocco del tutto congelato. Quello che dobbiamo fare adesso è lasciarla riposare qualche minuto, poi con la punta di un coltello andiamo a separarla per ottenere dei pezzettoni. E adesso, visto che vogliamo una granita cremosissima, la trasferiamo all'interno di un mixer, di un tritatutto.
sottofondo. Vediamo se è pronta. Meravigliosa, questa è la consistenza perfetta. Guardate, morbida, setosa. Mi sembra anche meglio di quella del bar. Ovviamente la serviamo subito. Questa è la vera granita siciliana. I limoni si devono sentire e qui si sentono tantissimo. Tutto l'aroma della buccia è contenuto qui, in questo bicchiere. Morbida e vellutata. Per noi siciliani è la colazione ideale, ma delle volte anche il pranzo, la cena, la merenda. Ogni momento in Sicilia è quello giusto per gustare una buona granita. E adesso alcuni consigli per voi. Innanzitutto valutate l'asprezza dei vostri limoni per giudicare la quantità necessaria di zucchero. Io ho utilizzato 250 g di zucchero con 4 piccoli limoni e 1 litro di acqua. Per una granita più dolce potete aumentare la dose. E per un risultato più delicato non lasciate a macerare i limoni nell'acqua per troppo tempo. Dopo aver frullato la vostra granita, se non la consumate tutta sul momento, potete nuovamente conservarla in freezer, magari riponendola in dei bicchieri, così da essere pronta all'uso ogni volta che ne avete voglia. Fatemi sapere nei commenti qual è il vostro gusto preferito e se avete mai preparato anche voi la granita a casa. Lasciate un like e condividete il video se l'idea vi è piaciuta. Vi ricordo che sopra trovate il link con la ricetta spiegata nel dettaglio. Alla prossima!